Sui costi, uno può essere l'attivazione di una tariffa sui costi che diceva stiamo sulle risorse, diciamo, vado a ciò che è stato detto da Italo Meloni, sui costi elevati, costi di gestione, il rapporto comune e Rarinantes, società sportive, Rarinantes in questo caso. Io credo che il comune possa chiedere di intervenendo su Abbanoa, cioè, ricordo a tutti che il direttore generale del comune di Cagliari era il presidente di Abbanoa fino all'altro ieri, cioè svolgeva nello stesso momento il ruolo di presidente di Abbanoa e direttore generale del comune di Cagliari, stava a 15 metri dalla stanza, dall'ufficio del sindaco, perché il direttore generale era allo stesso piano, al secondo piano del Palazzo di Via Roma del sindaco, cioè non sarebbe stata necessaria neanche una telefonata, ma aprire la porta, cioè parlare. Cioè, poi uno ti può dire no, però io non so se sia stato fatto questo, cioè se sia stata attivata questa interlocuzione con colui che è il tuo vicino di stanza e che il tuo direttore generale è allo stesso tempo il presidente della Abbanoa. Per attivare cosa? L'abbattimento delle tariffe. Siccome qui non stiamo parlando della Saras, non usate l'energia elettrica o l'acqua per approvvigionamento di impianti energivori o comunque di industria pesante, ma svolgete attività sportiva e sociale, l'attivazione di una tariffa, di una convenzione con Abbanoa per l'abbattimento dei costi non farà certo fallire Abbanoa. Si può fare, se poi è il comune interlocutore e garante di questo, credo che possa essere attivata, non mi pare che sia una richiesta folle. L'altro aspetto è quello delle diverse modalità. È vero, il comune, si diceva, poche risorse, può abbattere i costi, può abbattere in parte i costi del canone che viene pagato dalla Rarinantes annualmente, ed è un meccanismo. Può attivare progetti coinvolgendo le società sportive, quindi mettendo a correre risorse in quella direzione, risorse proprie che sono destinate a quelle finalità, attivare quegli altri sistemi di cui parlavo. E per quanto riguarda il dialogo, quello Italo, bisogna parlare, cioè bisogna avere capacità di ascolto e capacità di dialogo, cioè se si parla tra sordi si può anche tra sordi utilizzare il linguaggio dei segni, ma se uno non vuole utilizzare manco quello è chiaro che non c'è volontà di dialogo. E invece per quanto riguarda la riqualificazione dell'area, quello è un meccanismo per abbattere i costi, cioè l'attivazione di una serie di quello che è il vostro progetto di riqualificazione e di risparmio energetico è uno dei meccanismi che consentirà al comune di non pagare costi ulteriori, perché c'è la volontà di abbattere quei costi iniziali e quindi a lunga scadenza i costi che il comune dovesse sopportare verrebbero meno, in quanto verrebbero abbattuti quei costi dal risparmio energetico, dal miglioramento delle strutture e quant'altro può essere fatto nel progetto di riammodernamento, chiamiamolo così, della Rarinantes. L'altro aspetto è quello che diceva Christian, però come si fa? Cioè come può essere svolto il ruolo di garanzia e di tutela, per cui non bisogna rivolgersi all'amico dell'amico, ma tutti partiamo ai blocchi di partenza allo stesso modo e non ci sono corsie preferenziali, attivando regolamenti. Noi non abbiamo un regolamento sull'utilizzo dei litorali, il piano di utilizzo dei litorali, che ha comportato quei problemi ai chioschi del Poetto e agli altri utenti, perché poi ci sono i 100.000 che riempiono la scheda dei 100.000 che hanno i problemi dovuti alla non pianificazione sull'utilizzo dei litorali, che sono, ricordo, il Poetto, Sant'Elia, Calamosca, Giorgino, perché
riguarda tutti. Non abbiamo un piano particolareggiato del centro storico, non abbiamo un piano del colore che regola il fatto che tu non possa fare case di colore rosa in zone di pregio vicino a un monumento, cioè non abbiamo una regolamentazione neanche sull'utilizzo degli spazi pubblici, che si tratti di spazi pubblici liberi o che si tratti di strutture. Il regolamento, cioè il fatto che ci sia una regolamentazione, è elemento di tutela e di garanzia per tutti. Quello va attivato, e se vi sono problemi simili, io non ho niente in contrario che vengano coperti i campi da tennis club, cioè ben venga se arrivano coperture tali da poter ospitare manifestazioni anche in inverno e a carattere internazionale, ma mi piacerebbe che potesse essere fatto anche alla Raninanda, se c'è un'altra società anche all'Amsicora e quant'altro. Cioè è il tutto che poi rende una città interessante anche dal punto di vista turistico. È una città che si afferma per una serie di iniziative di rilievo che attirano turisti, così come il fatto di avere delle strutture del comune utilizzate è garanzia per il comune, perché abbiamo una difficoltà come amministrazione comunale nel gestire gli spazi che sono abbandonati, persino nel non far occupare gli spazi che sono abbandonati e lasciati al degrado. La scuola Mereu, sotto le mura di Castello, sotto Porta Cristina, tra i giardini pubblici, zona di pregio, c'è pieno centro storico, il terrapieno e la passeggiata sotto le mura è occupata da anni. Cioè, il non utilizzo di strutture comunali comporta poi alcune difficoltà nel mandare via famiglie o nel creare come dire, le condizioni perché possano essere utilizzati nel miglior modo possibile e non occupati o devastati alcune strutture. È chiaro che bisogna creare anche appartamenti pubblici, bisogna riprendere quelle politiche, ma il ragionamento ci porterebbe molto lontano, però se probabilmente qui non ci fosse stata la Raninanda, qua sarebbe stato occupato, o chissà che altro uso ne sarebbe stato fatto senza alcun tipo di... cioè il fatto che esistano le strutture del comune, realtà vive, è garanzia per il comune, perché altrimenti una struttura occupata in stato di degrado ed abbandono comporta ulteriori costi, perché ti rimane sempre sul groppone e qualche volta quando devi intervenire non sono, come dire, opere di manutenzione straordinaria, ma sono opere che comportano costi immani perché sono abbandonate da chissà quanti anni. Sono Luigi Casciu, volevo chiederti due cose: servitù militari e poi rapporto turismo-sport, cioè turismo sportivo. Se hai idea di sviluppare queste, noi abbiamo a disposizione litorale, mare, tutto, non sfruttiamo praticamente niente. Volevo sapere se hai idee su questo. Paolo Cucciolino, mio figlio è un agonista della Raninantes e quindi da un lato testimonio il fatto che questa è di più di una società sportiva, nel senso che, come dire, non per esagerare, ma è quasi una famiglia, nel senso che poi i ragazzini stanno tranquilli, io sono tranquillo quando i miei figli passano il tempo qui, hanno una socializzazione che ritengo essere, come tu dicevi all'inizio, assolutamente, diciamo, opportuna. Però in realtà la mia domanda riguarda un'altra cosa. 2 settimane fa mio figlio ha fatto gare regionali e quindi Cagliari avrebbe dovuto ospitare tutte le società sarde per un'importante manifestazione sportiva, un'importante, diciamo, gare di esordienti B. Per carità, non saranno né le Olimpiadi né tantomeno le cose importanti, e tuttavia, diciamo, Cagliari non è stata in grado di ospitare questa manifestazione. Siamo dovuti andare a Torianova, le persone erano tutte molto, diciamo, disturbate
perché Dorianova, per carità, è una struttura del tutto dignitosa ma assolutamente inadeguata a sostenere comunque un evento di questo tipo, tanto è vero che eravamo 500 persone stipate in uno spazio che forse ne può contenere 150, e qui mi viene in mente, diciamo, quella che io considero una vergogna, che è quella di Terramarini, cioè una piscina comunale, pubblica, che è stata inaugurata e dopo appena qualche mese è stata chiusa, sottratta alla città, sottratta ai ragazzini, sottratta alle società, sottratta ai genitori che hanno il piacere ogni tanto di andare a vedere le gare dei ragazzini. Grazie. Scusate, non è una replica, ma è una domanda conseguenziale a quello che la sua affermazione, dove dice che non ci sono possibilità probabilmente di finanziamenti se non si trovano altre risorse. E ci ha detto che c'è una porta aperta, potrebbero essere i fondi, finanziamenti europei. Siccome noi non abbiamo una struttura di tipo professionale per istruire queste pratiche, nel suo progetto c'è uno sportello a disposizione delle società sportive che potrebbero servirsene per istruire pratiche di finanziamento europeo. Parto da quest'ultima. I più piccoli comuni della Spagna e il paese, cioè la Spagna in generale, promosse negli anni 90, nei primissimi anni 90, una politica di formazione di nuove leve, di giovani e formò progettisti, cioè persone che sapevano progettare, economisti, esperti di diritto soprattutto nell'iter delle leggi comunitarie, delle norme, delle normative, dei regolamenti, della disciplina comunitaria, e ogni comune della Spagna mandò dei giovani anche nella Commissione europea a lavorare in Europa. Bene, questo ha prodotto che nel corso degli anni piccolissime realtà della Spagna abbiano ottenuto decine, centinaia di milioni di euro di finanziamento. Risultavano paesini come Cáceres, che è un bellissimo paesino col centro storico, patrimonio dell'UNESCO, ma sconosciuto ai più, risultava primo dei finanziamenti europei, e così anche altre piccole realtà. Noi avevamo in regione un programma, teleprogramma EMPI, il programma che doveva gestire di giovani, che erano giovani con altissima formazione, che avevano fatto esperienza all'estero, erano formati proprio in diritto comunitario, in economia, in tutti quei settori che servono per aggredire i fondi europei, saper progettare bene e strapparli agli altri paesi, perché noi siamo oggi ovviamente sui fondi comunitari in competizione con altri. Usciamo dall'obiettivo 1, siamo ormai usciti dall'obiettivo 1, abbiamo ancora una fascia di semi-tutela, però comunque partecipiamo con gli altri e dobbiamo gareggiare, quindi dobbiamo progettare meglio, eccetera. Ora, se il comune si dotasse di un ufficio, in regione l'hanno smontato, adesso fanno tutt'altro questi ragazzi, fotocopie e altro, non esiste più quel progetto che era di una struttura che era a disposizione degli assessorati, ma non solo, della Sardegna, noi quasi nel tutoraggio, nell'aiutare chi aveva un'idea, ma magari come voi, in assenza di strutture complesse, nella possibilità di programmazione, progettazione, gestione dell'attivazione di canali di interlocuzione con l'Unione Europea, ovviamente dava sostegno e aiuto a questo. Attivare una struttura che possa essere interlocutore delle realtà cagliaritane, mettendo insieme più soggetti, come dicevo prima, in modo tale che si possa consentire anche a realtà più piccole, gestite quasi in modo volontario, fondamentalmente dai soci, da coloro che praticano l'attività sportiva, essere messi nella condizione di poter attivare quei canali di finanziamento. Questo si può fare
Si può fare coinvolgendo le strutture del comune e integrando laddove dovessero mancare quelle professionalità che possano consentire queste attivazioni di canali di finanziamento ulteriori.